di diventare un calciatore professionista e di un giorno indossare la maglia del Napoli. Rammarico, c'è rammarico. Ragazzi, ci sono varie considerazioni da fare e la principale è quella delle statistiche. C'è quel rammarico perché tu dici, cazzo, abbiamo avuto più occasioni noi. Cioè, ai punti meritavamo più noi. Perché questo famoso possesso palla, voi non ve li ricordate? Gli occhiali del bel gioco, gli occhiali... tutte queste cose, perché voi siete i nuovi iscritti, ma i vecchi iscritti, quando facevo i video anche all'epoca di Sarri, il bel gioco è una cosa, quando sei aggressivo, sei veloce, giochi di prima, ma il possesso palla sterile no. E il Barcellona del primo tempo sembrava l'Inter che abbiamo affrontato in Coppa Italia, perché sì, fai il giro palla ma non affondi mai. Se noi ci chiudiamo così bene, loro non riuscivano a trovare sbocchi. Messi arrivava fino a centrocampo per cercare di creare qualcosa, ma non abbiamo concesso la profondità. E che tutto gira la palla. Il Napoli si è dimostrato quest'anno capace, con Gattuso, di poter fare fortino in maniera provinciale da squadra più piccola, che solo così la può svangare contro squadre dei campioni, e l'abbiamo fatto anche bene. Poi va in gol perché scatta secondo me anche quella cosa di poche occasioni avremo, quindi sei più concentrato davanti alla porta. È un paradosso, ma il Napoli quando si piace troppo, quando si specchia, vedi Napoli-Lecce, scatta quella presunzione, vabbè, tanto pa' uno facimmi. Invece no, in queste partite qua sei più cattivo e quindi poi anche, insomma, ingarri il tiro, perché alla fine questo è il calcio, devi ingarrare il tiro. E questo è il rammarico più grande, che alla fine loro un tiro a porta, un'imbucata è riuscita. Il povero Mario Rui che ha fatto una partita stoica, io non ce la faccio a prendermela con Mario Rui in questo caso. Entrambi i terzini hanno fatto un partitone, ma tutti si deve dire. Con i limiti che abbiamo fatto una partita stoica, limitando completamente il gioco del Barcellona, che nel secondo tempo è entrato molto meglio in partita. Hanno cominciato a giocarla di prima e quindi tu sei andato in affanno, col fatto che premevano di più perché la devi sbloccare per forza. Quello 0-0 poteva andare bene quasi ad entrambi, perché tu non vuoi che loro segnino un gol fuori casa e loro si sentono forti che al ritorno un paio te ne possono fare, perché non abbiamo fatto nulla. Se avessimo vinto 1-0 comunque non avremmo fatto nulla, non avremmo avuto, non fossimo fatti, cioè, nulla, perché sono troppo forti. Noi sono contento che allo stadio il tifoso dello stadio si è reso conto che tifiamo per il Napoli e non per Messi e per Vidal, perché tutta questa manfrina del seguire il pullman, gli applausi sotto all'albergo, Vidal, io posso capire fa un applauso a Messi, va bene, ma a Vidal che c'ha mai fa applauso? Tanto è vero che poi bene Mario Rui è stato il mio spirit animal, perché così vanno affrontati, con Kazim, senza paura, e che a testa a testa, 11 contro 11, anzi alla fine 11 contro 10. Purtroppo non c'è stata quella freddezza finale quando abbiamo cercato anche di vincerla, perché Callecon si è magnato gol, perché quando Insigne la tira raso terra addosso al portiere c'è la Milik liberissima. Fallo sbagliare Milik, che è più abituato, poi lo sbagliava. E poi non vorrei parlarne, però voi l'avete vista la reazione, e purtroppo ci sono pochi replay, non ce li fanno vedere, ma io non li posso mettere in chiaro senza gli occhiali sulle immagini, altrimenti me lo bloccano. Ma qua parliamo di fallo su Insigne non chiamato sull'azione loro, e quello di Callecon era rigore e io il fuorigioco non lo vedo. Le linee Sky non le ha tirate, quindi io resto col dubbio che nel secondo tempo l'arbitro ha fatto dei macelli senza precedenti. A noi non ci chiama per fallo, a loro sì. Veramente raddoppia il rammarico, perché comunque noi abbiamo fatto un partitone e meritavamo di più, perché il pareggio mi sta stretto oggi. Beh, è così, credetemi. E non lo dico tanto per dire. Il Napoli ha fatto una partita attenta, stoica, quella che doveva fare, senza nemmeno buttarla, capito, alla viva il parroco. Siamo anche riusciti a risalire bene quando c'era la possibilità di farlo. Fabian è stata un'ottima scelta mettere Fabian e non Allan, si è visto, perché Fabian teneva pure il fatto degli osservatori. Zelinski meglio di Allan. Comunque
Alan non sta buono ancora. Non lo so se mentalmente, se sente pressioni, se non lo può fare, non lo so. Ma questo si è visto quando poi è entrato. Purtroppo ci hanno azzoppato a Mertens ed è cambiata la partita perché Milik non ha quella freschezza atletica di rompere il cazzo ai difensori in maniera così sistematica, e quindi da New York Valerio Fluido purtroppo è tutto. Io avrei voluto parlare di una vittoria, ma sono orgoglioso, veramente. Indosso la maglia con orgoglio e me ne esco, vado a lavorare con la maglia perché questi ragazzi lo meritano e va bene così. Messi, ci a Barcellona, mi raccomando, coronavirus non fate la psicosi. Io non riesco, sto cancellando tutti su Facebook perché c'è un po' di psicosi e non siete divertenti quando fate le battute. Che succede? Non siete divertenti, quindi basta.